andremo a Napoli perché di Antonio Conte si parla per via di questa panchina che dovrebbe prontamente liberarsi alla fine del campionato per fare spazio a chi lo vedremo, perché si era inizialmente parlato di Sarri, salvo poi essere proprio beffati dall'Atalanta. E quindi, Alfredo, confermiamo tutto quello che abbiamo detto, questo gelo si è tradotto in quasi rottura tra Napoli e Sarri? Ma sai, più che rottura non c'è stata una risposta e il Napoli sta virando. Oggi Italiano ha detto che contava. Proviamo un attimo a perfezionare il collegamento con Alfredo Pedullà. Alfredo, torniamo, ci siamo persi gli ultimi 5 secondi di discorso. Sì, No, facciamo tra io ci poco. sono. A questo punto chiedo alla regia se posso volare al Napoli del nostro Vincenzo Credendino, perché ovviamente a questo punto è una piazza che si attende un nome, si attende un nome che possa essere altisonante, perché l'anno prossimo è il centenario del club e quindi Aurelio De Laurentiis deve dare credito anche alla sete di vincere da parte del pubblico, del tifo, e soprattutto un nome che aizzi la piazza. Allora buonasera Vincenzo, ben ritrovato. Buonasera Naomi, buonasera a tutti voi. Dici benissimo, è il momento di salutare da un lato l'uomo che ha dato un marchio indelebile agli ultimi 2 anni qui a Napoli, conquistando uno scudetto, una Supercoppa. Parliamo di Antonio Conte, lo abbiamo ricordato ieri, c'è stata una braciata, anche musica, poi con il passare delle ore emergono ulteriori dettagli, qualche canzone che ha caratterizzato proprio il biennio targato Antonio Conte, che si è ripetuta in quella che è stata fondamentalmente un'occasione di saluti per il tecnico salentino, che non ha tenuto un discorso alla squadra, li vuole tenere sulla corda, li vuole tenere concentrati. C'è da mettere la firma ancora una volta, rispettare quello che è il suo curriculum e la sua storia, vale a dire ottenere un secondo posto, e per farlo serve un punto almeno contro l'Udinese, e infatti domani sera la squadra andrà in ritiro. Il diktat quindi in questo momento è tutti concentrati, serve un punto contro l'Udinese e poi chiaramente arriverà il momento nel quale andare a programmare il futuro nell'anno del centenario, e chiaramente si ripercorrono i cammini che abbiamo tracciato nelle ultime ore con un nome che forse guadagna terreno, perché quando a un certo punto era chiaro che Antonio Conte non sarebbe stato più l'allenatore del Napoli, gli azzurri hanno visto in Maurizio Sarri la figura ideale per l'anno del centenario. Così poi non è stato anche per quello che è il tentennamento proprio del tecnico di Figline Valdarno, che si ritrova da un lato a dover in qualche modo alzare ancora di più l'asticella rispetto a quel bellissimo ricordo che aveva lasciato qui. Ha vinto Spalletti, ha vinto Antonio Conte, a lui toccherebbe ancora una volta vincere e quindi migliorarsi. A Bergamo il contesto sarebbe diverso, partirebbe da un settimo posto, sarebbe protetto, diciamo così, in tanti modi da una figura che conosce molto bene come quella di Cristiano Giuntoli. E se poi guardiamo anche al fatto che Allegri, come abbiamo detto, anticipato, potrebbe proseguire al Milan, vista la clausola di rinnovo automatico a 6 milioni all'anno, scusate se sono pochi per un biennale, ripeto, emerge con forza la figura di Vincenzo Italiano. Il tecnico di Garzue piace tantissimo ad Aurelio De Laurentiis già da molto tempo, dai tempi dello Spezia, e quindi in questo momento gli exit poll danno lui quale favorito per la panchina del Napoli l'anno prossimo. Assolutamente, tra l'altro ai tempi dello Spezia ricordiamo anche i complimenti che Aurelio De Laurentiis andò a fare direttamente nello spogliatoio proprio a Vincenzo Italiano, quindi è un gradimento che senza dubbio affonda le radici in tempi passati. Giudice, è la scelta giusta eventualmente Vincenzo Italiano? La piazza potrebbe Ma insomma, prendere negli bene ultimi questo anni ha nome? dimostrato sicuramente delle qualità. Il Napoli però è una piazza completamente diversa, 2 scudetti negli ultimi 3-4 anni, ormai contando anche questo anno. Allenare a Firenze, a Bologna, sì, ci sono aspettative, ma non così alte. Allenare a Napoli è diventata una piazza quasi paragonabile dal punto di vista dei successi sportivi e delle aspettative a Milano e a Torino. Quindi Negli ultimi anni sì, più di Torino, ha vinto poi sicuramente è un più. buonissimo allenatore. Ripeto, è una piazza nella quale non basta essere bravi allenatori, ci vuole anche un certo tipo di carisma, anche perché poi
Adesso il Napoli ha una rosa di giocatori di alto livello internazionale, quindi bisogna vedere se questo allenatore, ammesso che sarà lui, Avrà il carisma per gestirli, per gestire lo spogliatoio? sì. Beh, è vero, Dire matematica, a De matematica. Bruyne o a qualcun altro di quel livello cosa deve fare, come deve muoversi, non è così semplice. È vero, è una tematica assolutamente da approfondire, perché, avvocato Rossetti, la beffa che rischia Aurelio De Laurentiis, ricordando che tra poco parleremo anche con Alfredo Pedulla di un'altra pista, che è quella Allegri, laddove non dovesse centrare la Champions, è di perdere un allenatore top, senza avere un'alternativa a livello delle aspettative che ha la piazza e che ha lo stesso numero uno della società. Certo, ricorda un po' quello che è successo l'anno scorso all'Inter, no? Che si è trovata dopo la finale di Champions improvvisamente senza Inzaghi, perché alla fine sappiamo un po' com'è nata la scelta di Chivu, da questo abbandono di Inzaghi, ha provato con Fabregas, poi è andata su Chivu e alla fine bisogna dire che la scelta di Chivu si è rivelata vincente. Quella di Italiano, beh, innanzitutto c'è da dire che De Laurentiis credo che non sia così dispiaciuto di risparmiare l'ingaggio di Conte. Di Certo. Conte e dell'entourage. Esatto, dell'entourage. Quindi quello diciamo che non si taglierà le vene, per usare un po' un eufemismo. Però naturalmente, visto il livello che ha raggiunto il Napoli, come dicevamo poco fa, negli ultimi anni, deve garantire un successore che sia all'altezza. Italiano naturalmente è una scommessa, perché l'abbiamo visto fare molto bene in altre piazze, come si diceva poco fa. Napoli è una piazza difficile, molto esigente e che, diciamolo, si è anche abituata a risultati di alto livello negli ultimi anni. Ci sarebbe anche un filo conduttore, perché quest'anno la crisi del Napoli di novembre è iniziata proprio per mano di Vincenzo Italiano e quello che è accaduto al Dallara, lo ricordiamo bene, la secessione dell'Aventino di Antonio Conte che è andato a Torino. Paolo Ciabattini, rispetto a quello che si muove nella città partenopea, possibili scenari futuri? Io penso che l'avvocato abbia toccato il tasto più importante. De Laurentiis credo sia molto contento di aver chiuso il rapporto con Conte, perché Conte ha significato in questi 2 anni una spesa netta nei 2 anni di calciomercato di oltre 200 milioni di euro, ha significato un impatto sul conto economico di quasi 120 milioni di euro in più, soltanto di costo della rosa, quindi stipendi e ammortamenti, che ha significato quasi raddoppiare il costo della rosa del Napoli. Oggi la rosa del Napoli è quella più costosa della Serie A e il Napoli si trova a chiudere ancora un bilancio in perdita nonostante oltre 100 milioni di plusvalenze e i ricavi della Champions. Quando uno è al massimo del fatturato e chiude ancora in perdita, vuol dire che i costi sono troppo alti. Aggiungiamoci le perdite per De Laurentiis della retrocessione del Bari in Serie C. A proposito di De Laurentiis, dal Bari torniamo nuovamente al Napoli e torno a coinvolgere anche Alfredo Pedulla, perché ricordiamo che c'è una pista e un senso di attesa anche nei confronti di quello che accadrà in casa Milan. Allegri è un altro nome che eventualmente tiene caldo in caso di mancata Champions, giusto? Sì, ma qui deve far saltare tutto per aria Cardinale, dopo le parole che ha detto su Allegri, anche nelle ultime interviste che ha rilasciato. Quindi, insomma, dovrebbe essere Cardinale dopo una presumibile qualificazione in Champions, perché insomma adesso poi le partite vanno giocate, però se noi facciamo tutte le proiezioni a 2 giorni dalla partita, insomma mi sembra di pensare che il Milan abbia molte, quasi tutte le combinazioni a favore. Scatta un suo rinnovo automatico, quindi mi aspetto che Cardinale faccia un po' di repulista, ma tra l'altro quello che è successo al Milan l'abbiamo abbondantemente raccontato negli ultimi 6-7 giorni, a partire dal post Genova in poi. È successo di tutto e di più, gente che era fuori che adesso è mezza dentro, gente che era assolutamente dentro e adesso è più fuori che dentro, gente che sta al 50% fuori e al 50% dentro. Però l'unica certezza è che insomma nelle sue parole Cardinale ha sintetizzato quale concetto? Quello di voler aggrapparsi nuovamente ad Allegri, e quindi mi aspetto che le richieste che ci saranno verranno ascoltate e quindi anche esaudite. Poi adesso dobbiamo aspettare che si incontrino. Da lunedì in poi ci sono tante cose, la Juve, la Lazio, l'Atalanta, il Napoli, il Milan, quindi saranno giorni, ore in cui molte cose le capiremo, molte cose sono abbastanza chiare adesso.
È chiaro, stiamo cercando di delineare uno scenario che poi si concretizzerà soltanto domenica sera. Torno da Vincenzo Credendino perché al netto di qualsiasi sia il nome destinato ad arrivare a Napoli, sarà interessante vedere se effettivamente questa evoluzione che abbiamo visto di ADL nelle ultime stagioni con Antonio Conte sia stata temporanea o effettiva. Il fatto che abbia fatto un passo indietro, che abbia scelto di mettere da parte la figura di protagonista assoluto anche in favore della squadra, perché l'uomo plenipotenziario è stato Antonio Conte. In caso di uomo più debole, tra virgolette, per palmarès, che Vincenzo Italiano comunque viene da anni assolutamente vincenti, tornerà il vecchio Valerio De Laurentiis? Bella domanda. Sicuramente un tratto caratterizzante degli ultimi 2 anni, come hai detto Naomi, è stata la figura di Aurelio De Laurentiis, che è stata un po' più dismessa rispetto al pur recente passato. Inevitabilmente sarebbe da attendere un confronto tra il futuro allenatore e il numero 1 azzurro per capire quali potrebbero essere gli equilibri poi in quel caso. Sicuramente tra Conte e De Laurentiis si è creato un rapporto assolutamente speciale, particolare. L'anno scorso De Laurentiis è tornato a ricorteggiare il proprio allenatore pur di averlo ancora con una certa sicurezza, con un certo atteggiamento. Quest'anno si sono salutati e probabilmente si saluteranno da buoni amici, con una stretta di mano, senza insomma ulteriori lungaggini, chiamiamole così, e contrattempi tra virgolette di natura economica. Questo ad intendere che c'è stato comunque un rapporto sano, vero, regolamentato se vogliamo, anche per quel che riguarda la comunicazione. Ecco, una lezione questi 2 anni ce l'hanno data. In qualche caso è anche possibile lasciare all'allenatore la gestione di tante tematiche. Certo è che gli equilibri si vanno formando di volta in base alle personalità che vanno ad interagire, su questo non ci piove. Perfetto, grazie mille Vincenzo Ma tra Credendino, che l'altro la ascolteremo domani. lezione... Vai Alfredo? Io ho avuto un'altra lezione, che De Laurentiis non ha parlato per 2 anni. Per me è un record mondiale. Cioè non ha parlato per 2 anni perché c'era un accordo, è inutile, lo sanno anche loro, c'era un accordo che De Laurentiis avrebbe potuto parlare solo attraverso un tweet: benvenuto Giacomo, benvenuto Antonio, benvenuto Pasquale e benvenuto Giovanni. Punto. Perché? E infatti Questa è quando ha perché? parlato Perché? non è stato un caso che l'abbia fatto ai media esteri. Esatto, Torna come tutto. dice giustamente, Proprio perché era come regolamentato. dice giustamente il nostro preparato amico da Napoli, sono perfettamente d'accordo, ma cioè pensare che De Laurentiis non parli per 2 anni è come pensare che stia nevicando adesso al sud per 3 mesi, da questo momento fino a tutto agosto. Eppure lui l'ha fatto. E quindi io penso sinceramente che De Laurentiis abbia fatto molto di più rispetto a quanto non abbia fatto Conte, che sicuramente ha fatto un grande lavoro, però poi nel secondo anno De Laurentiis si aspettava un ritorno diverso rispetto a tutti i soldi che ha speso, si è messo a disposizione. Bisogna dare riconoscenza a Conte per lo scudetto che ha portato. Del secondo anno non è assolutamente contento, che io sappia, dopo verifiche De Laurentiis, anzi ci sono stati dei momenti anche di fibrillazione, ma è giusto che si lasciano da buoni amici. Però ripeto, nella storia di De Laurentiis è quasi mai successo che per 2 anni non abbia parlato. Quindi il prossimo allenatore deve prepararsi a cosa? A De Laurentiis minuto per minuto. Prima avevamo De Laurentiis tweet per tweet. E aggiungiamo che è quasi mai successo che per 2 anni di fila non abbia fatto avanzi di bilancio, quindi in effetti. all'arrivo di Conte aveva, il mercato aveva è un stato attivo di 140 milioni. Questo mi sembra di sta facile andando a fuoco deduzione. qualcosa adesso dopo quest'ultima. Sì, mi sembra anche la giusta sintesi. Ha messo, ha messo la panna il giudice sulla torta. Assolutamente, diciamo che i milioni che sono stati spesi per Antonio Conte portano chiunque a dire che Aurelio De Laurentiis ha fatto di tutto per cercare di rendere Napoli l'ambiente perfetto per il mister, che però lo sappiamo, fa fatica a restare per più tempo sulla stessa panchina. Grazie Vincenzo Credendino, ti aspettiamo domani. Grazie Naomi, a domani con il play-out del Napoli Primavera contro il Cagliari, altro appuntamento targato Sport Italia. Buonanotte. Grande. Ciao ragazzi, amici azzurri, voglio subito sapere la vostra. Che cosa ne pensate del programma che avete appena visto? E soprattutto, cosa ne pensate dei commenti fatti da Pedulla sul Napoli e sul futuro della panchina azzurra? Siete d'accordo con le sue analisi oppure no?
perché nelle ultime ore in Italia si parla praticamente solo di questo, del futuro del Napoli, delle strategie della società e di quello che potrebbe succedere dopo Antonio Conte. E attenzione, perché le novità raccolte sono davvero importanti. In questo momento prende sempre più quota una candidatura che fino a poche settimane fa sembrava più distante, quella di Vincenzo Italiano. Sì, proprio lui, il tecnico attualmente impegnato con il Bologna, sarebbe balzato in pole position per raccogliere l'eredità di Conte sulla panchina del Napoli. La sensazione che filtra è molto chiara. Il club sta valutando un allenatore capace di dare continuità ad un progetto tecnico intenso, moderno, offensivo e soprattutto sostenibile anche dal punto di vista economico. Italiano piace perché propone un calcio aggressivo, verticale, dinamico e perché ha dimostrato negli ultimi anni di saper valorizzare i giocatori e lavorare bene anche senza budget faraonici. Nel frattempo, il rapporto tra Conte e il Napoli sembra ormai arrivato ai titoli di coda. La società avrebbe provato fino all'ultimo a convincere il tecnico a restare, ma il clima racconta di una separazione sempre più probabile. E non soltanto per motivi ambientali o di pressione. Il Napoli, infatti, vuole abbassare il monte ingaggi e ringiovanire la rosa, mentre Conte continua a chiedere giocatori pronti e investimenti immediati per vincere subito. Due visioni diverse e forse inconciliabili. Occhio anche agli altri movimenti di panchina che indirettamente coinvolgono il Napoli. Maurizio Sarri sarebbe sempre più vicino all'Atalanta, scenario che fino a poco tempo fa sembrava quasi impensabile. Un'ipotesi concreta, soprattutto perché il club bergamasco starebbe spingendo fortissimo per convincerlo. Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, invece, il Milan continua a fare muro. La volontà rossonera sarebbe quella di trattenerlo ad ogni costo, motivo per cui il suo nome si starebbe lentamente allontanando dalle possibilità del Napoli. Insomma, amici, siamo entrati davvero nei giorni decisivi. Il Napoli sta progettando il futuro mentre prova a chiudere, nel migliore dei modi, una stagione lunga, complicata, ma comunque importante. E la scelta del prossimo allenatore dirà tantissimo sulle ambizioni del club nei prossimi anni. Ma non finisce qui, perché ci sono altre notizie di mercato e altri aggiornamenti pesanti che riguardano il Napoli. E anche oggi arrivano aggiornamenti di mercato molto interessanti perché il Napoli si sta muovendo non soltanto per la panchina, ma anche per rinforzare una rosa che nella prossima stagione dovrà tornare competitiva ad altissimi livelli, soprattutto considerando il ritorno in Champions League. E nelle ultime ore sta prendendo forza un nome nuovo che arriva direttamente dalla Spagna. Il Napoli, infatti, starebbe seguendo con grande attenzione Victor Muñoz, esterno offensivo dell'Osasuna, uno dei giovani più interessanti emersi nell'ultima stagione della Liga. Un calciatore rapido, tecnico, imprevedibile nell'uno contro uno, capace di giocare sia largo che più vicino alla porta. Un profilo che piace molto per età, caratteristiche e margini di crescita. La società azzurra lo considera un investimento importante, sia per il presente che per il futuro. Parliamo di un classe 2003 che ha attirato l'attenzione di mezza Europa grazie alle sue prestazioni in Spagna e infatti il Napoli non è assolutamente da solo in questa corsa. Sul giocatore ci sono diversi club inglesi molto forti economicamente, oltre a squadre italiane e spagnole che stanno monitorando la situazione, ma attenzione soprattutto al Real Madrid, perché Muñoz è cresciuto proprio nel settore giovanile dei Blancos e il club madrileno ha mantenuto una posizione molto favorevole sul suo futuro. Il Real infatti conserva una percentuale importante sulla futura rivendita del calciatore e soprattutto una clausola di recompra valida per i prossimi anni. Tradotto, se Muñoz dovesse esplodere definitivamente, il Real potrebbe riportarlo a casa con condizioni già stabilite, ed è proprio questo uno degli ostacoli più complicati dell'operazione. Il Napoli però vuole provarci seriamente. Giovanni Manna sta raccogliendo informazioni, valutazioni tecniche ed economiche, perché il giocatore viene considerato perfetto per un calcio aggressivo, veloce e offensivo. Serviranno almeno 30 milioni di euro per aprire una trattativa concreta, cifra importante ma non impossibile considerando il nuovo progetto azzurro. La sensazione è che il Napoli stia cercando calciatori giovani ma già pronti, profili internazionali capaci di aumentare qualità e intensità della squadra, e Muñoz rappresenta esattamente questo tipo di investimento. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane perché il mercato azzurro si sta accendendo davvero giorno dopo giorno. E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Victor Muñoz con la maglia del Napoli?
Scrivetelo nei commenti e se volete restare sempre aggiornati su tutte le principali notizie del Napoli, sul calciomercato, sulle analisi post partita, sui dibattiti televisivi e su tutto quello che succede nel mondo azzurro, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi subito al canale.